Per me la magia è far vivere un sogno alle persone, far vivere un sogno ad occhi aperti. E il fatto è che noi siamo molto radicati nella nostra realtà quotidiana, quindi per farti vivere un sogno devo un pochino ingannarti. E lo faccio in diversi modi. Per esempio, uno dei modi è l'abilità di mano. Ora, questo è un 8 di picche, sembra proprio un 8 di picche, ma in un attimo interessante che mi sembra che cambi. E non è solo una sensazione, è proprio cambiato. Il primo contatto con la magia è stato il classico gioco di carte che mi ha fatto mio nonno da bambino, di cui io ricordo poco, però quello è stato il primo contatto e molti anni dopo un mio amico mi ha fatto un altro gioco di carte che mi ha letteralmente sconvolto, stupito, e da lì si è riacceso il fuoco, ho ripreso in mano le carte, ho provato a capire come avevo fatto e da lì poi ho iniziato. Mi piace che ogni volta l'esibizione è diversa, perché l'esibizione non sono solo io, il pubblico fa parte dell'esibizione, quindi in base a chi hai davanti certe cose possono cambiare, se hai dei bambini, se hai degli adulti, gli effetti che propongo sono molto interattivi, quindi magari ti chiedo una cosa e tu puoi rispondermi una determinata cosa oppure un'altra e in base alla tua risposta lo spettacolo cambia un pochino. Quindi questa è la cosa bella per me della magia con il pubblico, che è una cosa viva e anche per me è un pochino imprevedibile, perché non sai mai chi hai di fronte. E quindi attraverso le mie esibizioni, sai, si dice che i maghi cercano di imbrogliarti, di ingannarti, per me non è proprio così. Io idealmente ti prendo per mano e ti accompagno nel Paese delle Meraviglie, per citare Alice. E quindi farti vivere un sogno ad occhi aperti e farti accorgere di tutte quelle piccole cose che magari nella realtà dai per scontato, che però succedono, per esempio le coincidenze, e anche c'è tutta questa componente di vita messa in scena attraverso la magia, attraverso i giochi di magia. E riguardo al fatto che lo spettacolo è interattivo, vedi, io ogni tanto faccio scrivere alle persone il loro nome sulle carte. Questo serve perché magari la carta ricompare in un luogo magico, impossibile, e hanno la certezza che è proprio la loro carta. Ora qui la signora ha scritto Sara con l'H e ricordo che in questo spettacolo io gli ho detto ah, Sara con l'H! E da questa H sono nati 10 minuti di battute, di botta e risposta con il pubblico, così improvvisati sul momento, non so neanche da dove mi escono queste cose, sul fatto che lei si chiamasse Sara con l'H. E da questo suono di H siamo andati avanti 10 minuti a ridere e scherzare insieme al pubblico, completamente improvvisato, e quindi è molto bello questo scambio di energie, diciamo. E dopodiché ho proseguito con il gioco di magia, ho messo la carta nel mazzo, è successo qualcosa di magico ed era proprio la sua carta. Ho i miei punti sicuri dello spettacolo, anche perché comunque lo spettacolo racconta una storia e quindi ci deve essere questa componente di narrazione. Dopodiché si improvvisa un pochino, con i bambini è molto più imprevedibile, gli adulti in genere sono un po' più timidi, ma quando capiscono che non hai cattive intenzioni, diciamo, che non vuoi imbrogliarli, ingannarli, questo lo percepiscono e si aprono e nascono dei bei momenti. I momenti irripetibili, poi direi, perché sono unici.